Non si sono fatti trovare per giorni, ma poi, una volta saliti sul red carpet, George Clooney e Brad Pitt hanno ricompensato abbondantemente e con grandissima generosità i loro fan, mandandoli in visibilio. Foto, autografi, selfie si sono sprecati a volontà e per questo la loro proiezione del film Wolf, Lupi Solitari è iniziata con oltre 45 minuti di ritardo, proprio per la volontà delle due grandi star di accontentare quante più persone possibili. E a noi George, tornando indietro, ha confidato: so che Venezia mi ama, ma anche io amo Venezia, infatti mi sono sposato qui. È stata davvero una serata trionfale, il ritorno a Venezia di George Clooney e Brad Pitt, e questa sera è tempo del secondo film italiano in concorso, Vermiglion. Sono qui a Venezia perché ho preso questo riconoscimento bellissimo per Elisa, il caso Claps, che è una serie che ho fatto appunto per la Rai, che poi adesso è uscita su Netflix, dove interpreto il fratello di Elisa Claps, quindi sono molto contento. Come hai trovato Venezia? Bellissima, splendida, come al solito. Il tuo prossimo lavoro? Prossimo lavoro vediamo Carosello, che è un film che ho fatto per la Rai insieme a Ludovica Martino. Puoi fare un saluto ai nostri telespettatori che ti amano di Antenna 3 Media Nord-Est. Un saluto a tutti voi telespettatori. Grazie per essere con noi, sei qui a Venezia per ricevere un premio. Sì, sono qui per il Filming Italy e ho ricevuto questo premio. Ringrazio a gran voce anche se sono senza voce ed è una gioia, è sempre una festa essere qui alla mostra del festival. E Venezia che emozioni ti dà? È sempre una grande gioia celebrare il cinema insieme ai grandi artisti e artiste provenienti dall'Italia ma anche da tutto il mondo, quindi sono molto felice di essere qui. Qual sarà il tuo prossimo lavoro? Il mio prossimo lavoro sarà una serie che uscirà presto, ma non posso ancora dire niente. Puoi fare un saluto ai nostri telespettatori di Antenna 3 Media Nord-Est che ti seguono sempre. Ciao a tutti, Antenna 3 da Miriam Leone. Sei qui a Venezia per ricevere un premio importante. Sì, sono molto contenta perché già il titolo è importante. Filming Italy vuol dire anche rappresentare il nostro paese. Poi come International Award è ancora di più, sapere di portare un po' la bandiera italiana in giro per il mondo mi fa piacere. Un saluto ai telespettatori di Antenna 3 Media Nord-Est, un grande bacio.